Buongiorno a tutti, siamo direttamente collegati da Lucca per la terza edizione della Gran Fondo della Polisportiva Croce Rossa di Lucca. Vediamo anche qui ora l'attesa è tanta perché stanotte c'è stato un po' di maltempo già da ieri, però siamo fiduciosi dell'arrivo della gente. Vediamo un attimino ora durante il seguito cosa ci aspetterà questa giornata. Sono curioso perché per me è la prima edizione, anche se è la terza. Vediamo cosa può succedere. A presto. Sono con la Cattani Silvia, tesserata del GS Ontraino. Silvia, anche questa Gran Fondo, anche non competitiva, però te presente. Sì, sempre presente, io sono qua di Lucca, mi piace molto questa Gran Fondo, mi piacciono molto i percorsi, che sono i miei percorsi di casa, e stamani fiduciosa che regga il tempo perché mi piacerebbe fare 140. Ma una domanda, anche se non è competitiva te la prendi come un buon allenamento? Come funziona per te, Silvia? Io la prendo come allenamento e come puro divertimento. Perfetto Silvia, allora staremo a vedere tra poco, ti do appuntamento anche a te al 15 maggio alle corse a Massarella, perché al secondo trofeo Massigiano le donne gratis e viva il ciclismo femminile. Senz'altro, ciao. Sono con Maurizia Landucci, tesserata della Polisportiva Croce Rossa. Maurizia, te so che adori il competitivo, oggi ti schieri oppure sei di servizio? No, stamattina di servizio per una manifestazione a cui crediamo tantissimo. E il sole ci ha omaggiato e quindi non vi resta che pedalare. Perfetto, ma ieri tanta paura quando avevate visto il tempo e tutto, ai, invece oggi è il destino, no? Probabilmente la beneficenza che come tutti sapranno si è già pubblicizzata questa cosa. Polisportiva Croce Rossa organizza queste manifestazioni, siamo alla terza edizione proprio per dare poi in beneficenza l'incasso alla Croce Rossa qui di Lucca. Esatto, sì, è un'azione che ci inorgoglisce e siamo fieri di questo, esatto. Allora, a tra poco vediamo cosa succede, noi si va a dare un'occhiata. Grazie Maurizio, a presto. Ciao, grazie. Sono con una coppia della SD 46esima, qui alla mia sinistra. Marta. Un cognome? Brau. So benissimo che te hai vinto la Coppa Toscana e sei pronta per partire in questa terza Gran Fondo di Lucca, organizzata dalla Polisportiva Croce Rossa. Esatto. Sensazioni? Confidiamo nel bel tempo e non vediamo l'ora di partire. E qui accanto a noi sempre un compagno di squadra, una lei, un lui. Lui chi è? Stefano Taglione, anche io 46esima brigata. Oggi sembrerebbe che il tempo ci ha graziato. Sì, noi faremo il lungo, 140. Addirittura, ma 140 km, ma questi maschietti vi danno una mano? Ogni tanto diamo una mano ai nostri maschietti. E con questa io, diciamo, vediamo poi in finale cosa ci riserva. Devo faticare molto per cercare di stare vicino a lei. Perfetto. Davanti è insperabile. Grazie, allora si vede tra poco, io vi aspetterò all'arrivo. Siamo con Alessandro Ragghianti che sta per dare il via alla terza edizione della Gran Fondo qui della Polisportiva Croce Rossa di Lucca. Sensazioni? Sensazioni, la gamba è buona. La gamba è buona e penso che come ho fatto un buon risultato gli altri anni, penso di fare la mia figura anche quest'anno. Alessandro, nonostante la mala sorte. Alessandro, io ora vedo che mi stai scherzando di qua e di là, però te, bene o male, hai un ricordo un attimino speciale per questa edizione. I ricordi no, diciamo, non sono facili da digerire, però invece di essere lì al cimitero sono qui con voi altri e per me è una soddisfazione immensa. In bicicletta era un'altra cosa, però diciamo che va bene anche così. Io Alessandro non ti ho conosciuto sicuramente sulle due ruote perché sono entrato da poco nel giro delle cicloturistiche, però da come mi parli posso dirti che anche sulle due ruote eri un mordente, non mollavi mai. Mi difendevo, specialmente negli ultimi anni mi difendevo abbastanza.
Che siamo qui tutto pronto, vedo dietro ci sarà la schiera dei partenti e si dà un bel via e il tempo ci ha bene o male risparmiato. Io penso che il tempo vi dovrebbe assistere senz'altro. L'unica cosa, devono stare attenti alle discese, che le discese più in su che vanno le trovano bagnate senz'altro, almeno la prima ora e mezzo di corsa. Dopo, bene o male, e poi dopo, quando entra in campo l'adrenalina della corsa, non si sente più neanche il bagnato della strada, si cerca di spingere e basta. Perfetto Alessandro, allora noi tanto rimaniamo qua a osservare quello che succederà, sicché tanto ci vedremo durante la giornata. Grazie Alessandro. Ciao, ciao e grazie a voi. Siamo con Irene del Papa, tesserata Fast and Furious, giusto? Anche se ti vedo con vesti e vediamo che la telecamera sta con la scusa. Io ho lanciato la cosa perché tanto il cameraman ti sta studiando un attimino. Sei anche qua a Lucca? Sì. Il sole è uscito. Speriamo che regga la giornata, perché l'avevano messa critica, invece nonostante tutto sembrerebbe che la situazione sia migliorata. Ma ti schieri su un medio, un corto o un lungo? Io farei un medio. Un medio? Un medio, sì. Ma sei in compagnia di un lui o fai un medio Sono in compagnia di un lui, ma c'ho anche un gruppo, non sono... Sono col marito, ma c'è anche il gruppo intorno. Attenzione, attenzione. Controllata a vista. E anche noi che ti si sta intervistando con lo speaker e la mano sulla spalla, guardate di qua, sta rischiando grosso, sicché io vi saluto. Irene, mi raccomando, in bocca al lupo. A presto. Grazie. Ciao. Sono con buon Cristiani Valerio, presidente della Polisportiva Porta a Mare. Valerio, anche oggi a Lucca il tempo mezzo e mezzo, ma sole e Porta a Mare presente. Sì, siamo presenti, per l'altra parte il circuito è un circuito ideato da noi, quindi non potevamo mancare. Meno male che è uscito fuori il sole, qui la manifestazione si presenta all'inizio bella. Speriamo che il tempo regga e che non bagni i corridori sulla strada. Sono con Elisa e Simone, Elisa Federici della GS Misericordia Capezzano e Simone il bagnino della Misericordia Capezzano, dove non è tantissimo che ci siamo visti alla vostra manifestazione, giusto? Poche settimane fa, si può dire, ok? Bravissima. Elisa, oggi da atleta. Da atleta molto meglio che da organizzatrice, siamo venuti qui, purtroppo il tempo non era dei migliori, infatti abbiamo già fatto il bagno. È arrivato anche il capitano, ora si sente un po' cosa dice Simone, il bagnino. Oggi di relax. Relax, quando si pedala siamo sempre rilassati, è lo spirito del GS Misericordia, noi ci divertiamo pedalando. Capitano, facci vedere la fascia, lui è il capitano? Oggi siamo in versione capitano sulle strade, non solo in organizzazione. Concedemi la parola a questa bella data qua, ma signora, eleganza, femminilità sulle due ruote, cosa si prova? Si sta benissimo, stamani siamo partiti noi da Capezzano con la bici, quindi abbiamo già fatto un 30 km, ci siamo bagnati il giusto, però ora c'è il sole, dai. Ora fate il medio? Fa il medio, 90 km. 90 km e poi ritornate a casa, sicché a presto, noi tanto si continua a vedere cosa combinate, fate a modino. Sono con Bulleri Chiara, tesserata della Bagarre, io vedo questa... Come non è vero? È vero o no? Allora mi stanno prendendo in giro, attenzione. Chiara, nel mezzo a tutti questi uomini vestiti di nero e te una bella donna, com'è? Siamo in forma? No, per niente, mai stata in forma io. Però accompagno questi ciclisti per dire. Ma, Chiara, mi dici una cosa, ma è vero la storia che l'uomo aiuta la donna sulle due ruote oppure la donna spinge qualcuno dei Non esiste più che le donne vengono spinte. Una volta c'erano veri uomini, ora non ci sono più. E con questa frecciatina passo e chiudo, a presto. Allora siamo qui con tesserato, chi sei d'accordo? Chi sei? Stefano Boggia. Stefano, siamo qui a Lucca e vedo team della d'accordi quasi al completo? Sì, oggi siamo abbastanza, il tempo ci ha graziato, le cicloturistiche ci piacciono, la nostra è una squadra improntata poco sulla competizione e più sulla passeggiata tutti insieme.
Però la D'Accordi ci riserva una sorpresa, io quella la voglio fare io. Chi ci sta seguendo da casa, io sto per intervistare una persona, non mi prendete per pazzo, ma è vero, perché qua dentro io trovo... Buongiorno, chi sei? No, nome e cognome. Chi è Stefano? Dici te, perché come ha fatto a finire qui Stefano? Enea è la quinta cicloturistica. La quinta? Ma te pedali e lui... Non mi dà mai il cambio. Ma scusa, ma cosa c'ha lui di curioso, no? Per fare quanti chilometri, Stefano? Ho una sessantina. E lui 60 km, cosa fa qui dentro per 60 km? Cosa c'hai qui? Vedo l'acqua. È parecchio, lui dorme, tra un po' quando si parte lui si addormenta e per un'oretta non si sente più. E come si chiama lui? Enea. Enea, sei in forma? Dimmi solo sì o no. Non è in forma, però speriamo che sia il babbo giusto in forma, perché deve pedalare lui. Enea, buon viaggio, ragazzi dell'Accordi, grazie di tutto, a presto. Lo speaker, Siamo al ristoro di Corsagna, io ho il presidente della Misericordia qui di Corsagna, dove state dando una mano alla Polisportiva Croce Rossa a organizzare questa gran fondo. Ma raccontateci un po', ma Corsagna come sta aspettando i primi atleti in arrivo? Corsagna sta aspettando come tutti gli anni, con la nostra tradizionale grigliata, no? Salsiccia e rosticciana, perché gli atleti come me, che anch'io vado in bici, hanno bisogno di rifocillarsi ai ristori, no? È importante anche la frutta, vedo, Nutella, vedo... Sì, per i ragazzi, dai. Per i corridori ci vuole delle salsicce. Ma che menù c'è qui? Cosa ci sono su questi banchi? Su questi banchi si parte dalle torte fatte anche in paese, il buccellato di Lucca, vedo, la frutta, ma la rosticciana e la salsiccia. E quello è il top, con vino, logicamente. Perfetto, allora noi siamo in attesa di aspettare i primi concorrenti e vediamo cosa succede. Okay. Siamo già con i primi arrivati qui al ristoro di Corsagna, io sono con... Francesco Corsi. Francesco Corsi della Taddei, subito... Tutto New Bike Team, Ok, New Bike Team, allora c'hai con la maglia Taddei, va bene. Ok, New Bike Team, come sta andando il percorso? Benone, bellissimo, le strade sono belle, poco trafficate, quindi direi ottimo, frecciato benissimo, per ora ci troviamo bene. Ok, io sono con... Claudio Franceschi. Dimmi un po', sensazioni di questo percorso? Sensazione per ora impegnativo, diciamo, abbastanza. Per ora c'è il ricarico energetico e poi si riparte. Meno male c'è il ricarico energetico. Ma voi state facendo il corto, medio o lungo? 140. Il lungo, attenzione. Il marathon. Addirittura il marathon, sicché non vi voglio fare perdere tempo, ricarichiamoci al volo e buon proseguimento. Grazie. Io sono con un tesserato dei Lonzi Metalli Rari, ma con chi sono? Riccardo. Cognome? Baldi. Riccardo Baldi, ma stai facendo il lungo te? Il marathon. Il marathon, sicché attenzione, non ti faccio perdere tempo, ricaricati e buon proseguimento. Grazie mille. Dimmi un po', com'è andata tra seconda donna? Prima è passata la Cattani Silvia. Sì, che devi recuperare la Silvia Cattani e avanti. Ragazzo alla temperatura, come sta andando? Molto bene, molto bene. Due donne, io ho detto che la Cattani per ora è la prima passaggio femminile. Sì, e poi è arrivata subito dopo un'altra ragazza. Non so il nome però. Perfetto, noi qui c'è il passaggio del marathon? Anche il marathon c'è, ok. Terza donna dello Sporting Club Rosignano, Come sta andando? Bene, è molto bagnato il percorso, per cui in discesa vai quasi più piano che in salita, però bello. Perfetto, la giornata si è rimessa e via, ricaricarsi e poi ripartenza. Dai, ciao. Altro arrivo dei colori di Porta a Mare e dietro dei colori della D'Accordi. Dov'è il ragazzetto? Dov'è il... A che punto sono il D'Accordi insieme al bambino dietro? Dovrebbero essere dietro perché sono partiti in ritardo, penso all'8:30. Perfetto, noi siamo qua nell'attesa di aspettare il bambino. Dimmi una cosa, anche te sei arrivato qui a Ristoro, dici un po', presentati, chi sei, nome e cognome. Lucchesi Riccardo, mi conoscono tutti.
insomma, già qualche anno che faccio il memoria a rota, l'anno scorso ho preso la maglia del Garibaldino, insomma. Attenzione, sicché sta esibendo, guarda bene la maglia, tanta roba, facci vedere la maglia. Attenzione. Portiamo un po' a giro, no? Mi sembra giusto. Campione in carica e ci si vanta, Grazie, alla prossima. No, grazie a voi. Io sono con Elison e sono onorato proprio di essere qui accanto perché è un ex professionista, è vero Elison? Sì, è vero. È vero, sì, ho corso fino al 2011. Ho avuto la fortuna di correre su una squadra qui a Lucca per un mese, sì, per un po', e poi sulle Skill Shimano in Olanda e poi ora faccio solo per divertirsi. Ma dimmi un po', ma abiti qui Elison? Sì, abito a Lucca. Allora io, siccome ci sa tanti dietro gli schermi, tutti si staranno domandando, no? Perché ci sa tanti fans. Elison è una bella figliola, ma è sposata, fidanzata? Dici qualche scoop? No, sono senza speranza, sono single. Attenzione, Elison è single, sì, che per tutti i nostri fans del Memoria a Rota vi invito a venire alle cicloturistiche perché Elison è single, sì, che grazie Elison di cuore, un saluto allo speaker, a presto. Sì, ora devi trovarmi un bel ragazzo. Prometto davanti alla televisione che io prima della fine del Memoria a Rota troverò un bel ragazzo. Ok, ottimo, grazie. Io sono con Russo, sempre qui dell'Aglianese. Ma dimmi un po', dopo la caduta che c'è stata, ora ti rivedo già nel cicloturismo, a fare un po' un favore anche ai tuoi amici della Polisportiva Croce Rossa? La prima cosa è quella, la beneficenza. Dopo 2 settimane che ero fermo, sono montato ieri a correre a Oventano e oggi sono qui a fare questa beneficenza per gli amici della Croce Rossa. Perciò tutto bene. Sì, che l'Aglianese nel segno della beneficenza, anche della competizione. Sempre presente, come si facciamo per il Maier, noi dell'Agliana, anche questa è beneficenza per la Croce Rossa. Sempre, grazie. Grazie a te Russo. Deborah Bisio della Compitesse, ma mi dici una cosa, ma oggi ti ho visto un po' attardata, girati che siamo contro sole, mi dicano. No, bene, che siamo attardata, ma nottata brava stanotte? Ogni tanto ci vuole, Poi è una cicloturistica o una corsa. Io piano piano ma arrivo, sicché va bene così per me. La Deborah Bisio, lei non doveva fare l'atleta, lei doveva fare la speaker donna perché l'ha sempre pronta, A presto Deborah. Ciao. Sono con Sara Campana, tesserata della Capannolese, nonché capitano, oggi promossa capitano. Sì, ma dimmi un po', il tuo team come sta andando? Benissimo, siamo straordinari. Davvero tutti, dal primo all'ultimo. Ma in quanti siete partiti stamani? Qui 13. Porta bene, porta fortuna 13. Numero perfetto. Direi proprio di sì. Poi sempre la vostra caratteristica di camminare in gruppo, quando arrivate tutti insieme e questa è una bellezza. Sì, davvero, siamo un bel gruppo. Buon proseguimento ragazzi. Sono con Billy Boni Emilio. Ma qual è il trucco? 78 anni essere sempre sulla piazza così? Il trucco è quello di non ammollare mai, io penso. Poi insomma un po' anche la madre natura che ti aiuta. Io ho avuto dei genitori che hanno campato quasi 98 anni, 100 anni, quindi... Complimenti Livio, alla prossima. Sono con Leonida 300, vicepresidente della Polisportiva Croce Rossa di Lucca. Il tempo diciamo ci ha assistito in extremis e ero su Aristori anche a Corsagna, divertimento più totale. No, siamo molto contenti, fortunatamente è uscito un po' di sole, la gente è abbastanza contenta, via, siamo contenti. Sicuramente io ero col presidente Valerio, siamo in ballo per la 4ª edizione, si butta già in cantiere? Sì, senz'altro, poi noi abbiamo un presidente che è talmente focoso e pieno di energia che sicuramente non mancherà la 4ª edizione. Sicché con questo augurio della 4ª edizione dato anche dal vicepresidente. Speriamo nel sole. Allora il prossimo anno, Sì. Allora io sono con Roberta, una tesserata del gruppo ciclamatori Borgabuggiano. Anche te a Lucca, stamani mi eri sfuggita la visuale dello speaker. Come ti sei trovata? Benissimo, bel percorso e bellissimo ristoro più che altro. Il ristoro bellissimo, però io vi ho preso insieme a un componente dell'MDA. Ora guardiamo se si scopre un qualcosa di mercato, ma avevano detto non c'era altri tesserati in arrivo, ma questa signora?
No, niente, lei è il secondo anno che fa queste cicloturistiche. Niente, insieme al nostro gruppo lì dove lavoriamo insieme ce ne sono anche altri che magari hanno fatto la notte e non sono venuti. Lei oggi ha partecipato, con la fortuna del tempo siamo stati veramente bene. Penso che tornerà per anche le prossime volte. Diamo appuntamento a voi quando siamo in casa, ospiti in casa vostra? Certo, il 22 maggio vi aspettiamo e aspettiamo te in particolare per ravvivare e rallegrare come fai sempre queste cicloturistiche. Il 22 maggio allora tutti a casa da Madonna dell'Acqua dell'MDA. Grazie ragazzi. Siamo col presidente della Croce Rossa Vittorio. Vittorio, siamo oramai giunti quasi alla fine della manifestazione. Il tempo ci è graziato, l'organizzazione si è dimostrata sopra a tutte le possibili altezze che possiate immaginare, perché qui anche con 700-800 arrivi voi eravate preparati a tutto. Purtroppo il tempo della settimana non vi ha portato grossi vantaggi. Vabbè, guardiamo il positivo è che abbiamo lavorato molto bene, la gente si è divertita, comunque abbiamo più di 300 persone, intorno ai 340-350 è quello che mi è stato detto, poi andremo a vedere il risultato finale buono. Sono soddisfattissimo per quello che riguarda i ristori, ho visto dei ristori fatti molto molto bene dai miei ragazzi, permettetemi di dirlo, sono i miei ragazzi e sono emozionatissimo proprio per questo, hanno sopperito sicuramente ad alcune carenze organizzative che avevamo quest'anno dovute al fatto che qui c'è un campo richiedenti asilo che ci crea delle problematiche. Hanno sopperito sicuramente a una deficienza da parte del comune di Lucca. Andremo a parlare nei prossimi giorni con il sindaco che non ci ha assolutamente sostenuto, proprio per niente, proprio se n'è fregato. Scusate l'istinto, però la faccenda è così, avendo dovuto pagare per poter avere delle docce. Pagare, attenzione, ci chiamiamo Croce Rossa. E come giustamente da speaker dico che dispiace sempre quando le amministrazioni comunali non appoggiano certi tipi di manifestazione. Noi facciamo tutto per solidarietà e per lasciare i soldi a questa struttura che è la Croce Rossa. Magari io non sono un volontario in prima persona, ma qui vicino a me ce ne sono, poi parleranno loro e sono arrabbiato per questo motivo. Per quello che riguarda invece l'organizzazione sono contentissimo perché non ho trovato una sola persona scontenta. Avevamo 3 ambulanze sul percorso, siamo gli unici, non so nemmeno se le Gran Fondo vere hanno questa organizzazione. Abbiamo soccorso dei ciclisti in difficoltà con mancanza per delle sciocchezze. Li abbiamo presi, li abbiamo riaccompagnati. Quest'anno non abbiamo avuto nessun tipo di incidente, mentre l'anno scorso, come avrete già visto, siamo stati attentissimi alla sicurezza di tutti questi ragazzi. E poi, chi è stato a casa con questo solo ha avuto torto. Brunella, io una parola anche a te, io ho visto siete un gruppo di persone fantastiche, dai ristori, dai ragazzi, dal sorriso, dallo scherzo, sempre pronti. Complimenti alla Polisportiva Croce Rossa. Sì, veramente siamo un gruppo unito, si scherza e si ride, ma quando è il momento ci diamo da fare. E oggi noi lo abbiamo visto. E io qui accanto a me ho un'altra persona che ti presenterai da te solo, perché per te questa manifestazione è importante in particolar modo. Mi chiamo Vitarelli Marco, vorrei ringraziare il presidente e tutti i compagni di squadra che per me sono dei grandissimi amici. È 3 anni che il presidente fa questa manifestazione in memoria di mio fratello Vitarelli Rossano e per questo le ringrazio vivamente tutti quanti, siete stati dei grandi. Grazie presidente. Presidente, noi si può dare appuntamento a una 4ª edizione, non si sa neanche ancora come, però una 4ª edizione sicuramente un altro anno vi si passa a ritrovare sicuramente? Allora, la 4ª edizione ci sarà certamente, ma sarà fatta in maniera ancora più grande rispetto a questa. Questa è una promessa che faccio, saremo ancora più grandi l'anno prossimo. Non dico nient'altro perché stiamo già lavorando. E qua da Lucca io voglio chiudere proprio con questo punto interrogativo che ha lasciato il presidente, però molto chiaro, e a presto lo speaker. Fatica si è sentita sì, e come?
Dimmi un po', ma la Deborah Bisio? Ha fatto il marathon. Attenzione! Very hard. Però la Deborah ha fatto il marathon, sì, che ora vediamo. 140 ha fatto. Perfetto, e noi siamo qui a aspettare la Deborah. Vai, complimenti alle donne. Allora, dimmi una cosa, la sensazione di percorrere il lungo? È stata abbastanza tosta, parecchio dislivello, non pensavo un dislivello così alto, comunque tutto bene, avrei fatto anche la maratona. Ma l'organizzazione, diciamo... Organizzazione ottima, tutto bene. Perfetto, allora noi ti si aspetta già il prossimo anno perché abbiamo saputo che c'è già la 4ª edizione, sicché al prossimo. Sono con il primo del marathon e qui accanto a me c'ho proprio Passuello, ex conoscenza nel campo professionistico. Passuello, questo marathon? Bello, segnato anche molto bene, tracciato bene, bel percorso, ho trovato pochissimo traffico, bei paesaggi, bei posti che non conoscevo oltretutto. Ho trovato dei posticini con i ponticelli, tutte queste cose molto interessanti, bello. Organizzazione, diciamo, c'era, ristori? Ristori benissimo proprio, e ho detto anche il traffico segnalato molto bene, diciamo le frecce si vedevano benissimo. E quando si parla di sicurezza non è mai poco in queste manifestazioni? Soprattutto questa, sì, sicurezza, e poi vedere bene il cartello da lontano in modo da prepararci anche a girare e tutto, comunque bello. Io vorrei qui accanto a me il presidente Vittorio, ti voglio qui con me perché è il primo arrivo del marathon, ci sta qui un ex conoscenza a livello professionista, Passuello, e è arrivato a conquistare il marathon. Cioè, è un personaggio. Io lo le vedo nelle gran fondo, mi dà un'ora ogni volta. Quindi... Ma poi ha fatto complimenti per quanto riguarda la sicurezza e qui ti ho voluto proprio chiamare in causa. Bel percorso, diciamo, all'interno dove non c'è traffico, comunque ecco, l'importante è quello. Stradine che non conoscevo, ho detto adesso ci butto in mezzo lì, invece sempre con sicurezza, bel tracciato, proprio mi è piaciuto tanto. Questo per noi è la cosa più bella da poter sentire. Questo veramente è una cosa... Grazie. Sì, vi ringrazio anche voi. Siamo con Marta Brau della 46esima, la prima classificata del percorso marathon al femminile. Sì, direi. Marta, com'è andata? Dura, sole, pioggia, gregari eccezionali e missione compiuta. Comunque ti vedo 140 km, però ti vedo freschissima, ma te sei abituata a fare anche gran fondo di altro genere? Sì, qualche gran fondo me la sono concessa. Allora c'è già un minimo di preparazione, leviamo il minimo, c'è una bella preparazione addosso. Sì, poi dove non arrivo con la preparazione abbiamo trovato i ristori strada facendo e lì ci si ricarica energicamente. Che complimenti a te Marta e ti si aspetta il prossimo anno. Grazie. Sono con Sara Campana, sempre della Capannolese, seconda arrivata per quanto riguarda il marathon femminile. Bravissima. Grazie, grazie davvero. Ho avuto due compagni di squadra straordinari che mi hanno accompagnato e è stata dura ma una grandissima soddisfazione. E consiglio a tutte le donne di darsi al ciclismo perché è meraviglioso. E con questo appello io non posso fare altro che chiudere e a presto. Grazie Sara. When everybody's stealing by dawn of a new day.